Ovviamente se qualcuno ha sbagliato è giusto che paghi, però insomma non ho dubbi sul fatto che il Brugnaro sia una brava persona, quindi mi dispiace per quanto sta succedendo, porto la mia solidarietà e spero che venga fatta chiarezza quanto prima. Non so cosa sia successo e spero che in breve tempo venga fatta chiarezza e che possa continuare a svolgere il suo servizio per la città di Venezia. Il presidente di ANCI Veneto e sindaco di Treviso, Mario Conte, resta solidale con il collega di Venezia nel giorno della bufera, ma questo resta comunque un momento molto positivo per i sindaci, a cui di recente il decreto del ministro Nordio ha facilitato il potere di firma, eliminando di fatto il reato di abuso di ufficio. Il 98% dei casi di persone che risultano indagate per abuso d'ufficio, poi viste le loro posizioni archiviate. Però nel frattempo la vita di questi amministratori è stata rovinata, in alcuni casi anche calpestata da un punto di vista mediatico. Quindi abbiamo chiesto di avere delle responsabilità anche importanti, ma di alleggerirci da un punto di vista dell'abuso d'ufficio, che è una responsabilità indiretta per dei reati che non dipendono direttamente dalle azioni del sindaco. Ringrazio Nordio perché ha saputo dar voce a un appello lanciato dai sindaci che chiedono responsabilità, ma quelle responsabilità che sono direttamente legate alle nostre azioni. L'opinione del centro-sinistra è invece fortemente contraria al provvedimento, dicendo che porterà di nuovo in auge reati come abusi e sopraffazioni da parte delle amministrazioni locali. Semplificare le regole del gioco non significa lasciare spazio alla corruzione o a favoreggiamento, significa dare la possibilità alle persone per bene di lavorare. Quindi io sono dell'idea che dei sindaci e degli amministratori locali bisogna fidarsi e lo invito a farlo anche alla sinistra.